Benvenuti tifosi del Napoli, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle novità della nostra squadra del cuore. Forza Napoli sempre! Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte durante Forza Napoli sempre. In questo finale di campionato inciderà molto la testa. L'Inter ha ancora qualche partita decisiva in vista della Champions League. Bisogna capire chi tra Napoli e Inter saprà gestire meglio la tensione. Potrebbero bastare 13 punti per vincere il campionato. Se il Napoli non dovesse conquistare il tricolore non sarebbe un fallimento. La stagione sarebbe comunque molto buona. C'è stato il grande errore di non aver sostituito Kvaratskhelia a gennaio, ma non ci saranno più scuse. Bisogna andare a giocare il campionato adesso. Comunque, penso che Conte sia indeciso tra il 4-3-3 e il 3-5-2, ma se ci sarà Olivera, credo che confermerà il 4-3-3. Ci saranno molti soldi da investire sul mercato da parte del Napoli, ma era già scontato che la prossima estate avrebbero fatto acquisti importanti. Qualche passo c'è stato, se basteranno a rassicurare Conte non ci sarà motivo di separazione, ma credo che non ne parlerà prima della fine del campionato. Certo, avere una scelta di alto profilo in più da gennaio avrebbe reso il lavoro di Conte più facile, ma lui ha continuato a lavorare per compensare la partenza di Kvara. L'errore di gennaio c'è stato, ma nonostante ciò il Napoli è primo in classifica e questo fa sì che il bilancio della stagione da parte degli azzurri cambi completamente. Le dichiarazioni di Conte sono la manifestazione del pensiero del mister, sincero e profondamente colpito dall'infortunio di Neres. Conte è così, pretende sempre il massimo e dice sempre quello che pensa. Non so se è una strategia, è semplicemente Antonio Conte. Credo che la cessione di Osimhen, sommata ai proventi derivanti dalla qualificazione alla Champions League, basterà ad accontentare Conte, che non pretende il massimo in termini di struttura della squadra, cosa su cui non credo ci siano dubbi. Penso che Conte voglia anche le infrastrutture e la crescita del club. Ne parleremo con calma con il presidente e il direttore, ma non credo che lui abbia già deciso di andarsene. Certo alcune cose non sono andate come avrebbe voluto, ma il resto ha funzionato e i risultati lo dimostrano. Lasciate un like al video così potrete rimanere sempre aggiornati sulle news da Napoli. Grazie per aver continuato. Il tecnico del Torino Paolo Vanoli è soddisfatto dopo la vittoria della sua squadra contro l'Udinese nel recupero della 33esima giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico a Sky Sport. Ho sempre detto che siamo un gruppo. Oggi un giovane ha segnato, un altro ha esordito, abbiamo sicuramente tante cose da migliorare, ma lo sappiamo. Sarà ora il Torino ad arbitrare il campionato con le partite contro Napoli e Inter. Non la guardo solo la prossima partita, quella contro il Napoli. Sappiamo cosa stanno difendendo, ma anche dove vogliamo arrivare. Sono forti e lo hanno già dimostrato, e l'atmosfera sarà calda, ma è bene confrontarsi con queste sfide, perché è l'unico modo per crescere. Andremo lì a testa bassa e faremo del nostro meglio per cercare di fare punti. L'assenza di Zapata è stata digerita? Il Torino ha segnato 7 gol in più rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo avuto un momento per adattarci all'assenza di Duvan, sotto ogni punto di vista. È un grande giocatore, ma anche un leader nello spogliatoio, e abbiamo pagato la sua assenza. Abbiamo avuto un periodo in cui siamo rimasti senza un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, ed è per questo che abbiamo dovuto cambiare. Ho detto che dovevamo alzare il baricentro, mettendoci in una squadra di 4 giocatori e cercando il gol dai centrocampisti. È successo a Udine. All'andata, lì siamo cresciuti di mentalità. Magari non siamo stati sempre bravi, ma ci siamo adattati alla sofferenza. Possiamo e dobbiamo certamente fare meglio, ma anche oggi eravamo in totale emergenza senza Duvan, Lazzaro e Vlasic. Faccio i complimenti ai giovani che sono entrati molto bene, ma è lo spirito che ci ha contraddistinto nella seconda parte di stagione. Cosa ne pensate, tifosi del Napoli? Lascia un commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!